Allora, abbiamo accennato sempre naturalmente per quanto riguarda questo aspetto che è molto importante, qualità della vita, salute e sicurezza delle donne. Ci sono importanti ruoli pubblici, istituzionali, per i quali voi vi siete anche battute, abbiamo parlato del consultorio, ma non soltanto. Non soltanto. Se pensiamo che solo 50 anni fa esisteva, no, questo l'abbiamo già visto. Ecco, che cosa, non l'abbiamo letto prima il messaggio. Vediamo un altro, ecco, l'uomo misogino è il vero danno in questa società maschilista, andrebbero individuati e rieducati. Quello che accennavo prima magari Rosanna Bettella. Legge dell'aborto, accennava la Bettella, c'è anche questo dedicato a un capitolo importante, vero Margherita Grigolato? Sì, certo, lo diceva Rosanna prima, diciamo che negli ultimi 2 o 3 anni, anzi dal 2019, c'è in atto una sorta di battaglia di recrudescenza per tentare di modificare la legge 194, che è invece una delle leggi che, se fosse attuata perfettamente, probabilmente ci sarebbero meno preclusioni, meno persone che si lamentano. Perché nella legge 194 i consultori sono il punto dove la donna va nel momento in cui ha bisogno di decidere, e quindi trova un ambiente neutro col quale ragionare, lo psicologo, la psicologa, la ginecologa, delle consulenze che possono aiutarla in questa fase di decisione. Nel momento in cui lei ha deciso, ha deciso. E nel momento in cui ci fossero anche delle problematiche in ordine economico, è lo stesso consultorio che indirizza la donna presso altre strutture che le possono dare una mano. Ma si ritorna sempre al discorso originale. Se io sono autonoma dal punto di vista economico, allora forse ho una capacità in più, ho un punto in più per poter decidere di me, di quello che succede a me e di quello che può ovviamente succedere alla mia famiglia, a me o al nascituro. Questo, come diceva Rosanna prima, passa dalla autodeterminazione di una donna e non dal fatto che è la società che decide per lei. Quindi anche un fattore culturale, educativo, un percorso anche di maturazione, di crescita, magari nelle persone più giovani, nelle donne più giovani c'è. E lei accennava prima della pubblicità alle donne straniere, lì sono anche fattori culturali diversi. Esatto, e noi chiediamo che ci siano maggiori presenze delle figure di mediatrici o mediatori culturali che aiutano in qualche modo sia col linguaggio sia appunto con l'educazione nell'aiutare le donne che arrivano da fuori a capire in che società sono e a sapere che diritti hanno in questo nostro paese. Certo. L'ultima cosa che mi fa pensare, che secondo me è importante per quanto riguarda questo punto, è: io sono sicura se, e in termini di sicurezza sia fisica che economica in qualche modo, se pensiamo a riprogettare le città. Le città, quelle grandi, sono state progettate da uomini che prevedevano una parte della città come punto economico e una parte della città come residenza. Tra l'andare e il venire, prendiamo Milano, tra l'andare e il venire, allora, è una città ideata per uomini che iniziano a lavorare alle 9 e terminano alle 17, quindi tutti i percorsi in andata e uscita dal lavoro hanno una certa periodicità, i trasporti eccetera. A me uomo che vado al lavoro mi interessa poco se ho la scuola attaccata al lavoro e se ho un supermercato attaccato al lavoro, ma se io sono una donna che lavora e necessariamente ho figli, li devo portare a scuola, il ridisegno della città vuol dire che io dovrei trovare più o meno a distanza di 15 minuti a piedi tutto ciò di cui ho bisogno: distretto, la scuola, il supermercato e altri servizi, e quel lavoro che può essere fatto in coworking oppure un lavoro che io posso avere come smart, lavoro agile diciamo da casa, anche in coabitazione con altre persone.
questo, secondo me, secondo la CGIL, aiuterebbe maggiormente la genitorialità, la famiglia, le persone. Questo all'estero in alcuni paesi viene Sì. fatto. Contrasto alle molestie e alla violenza, Rosanna Bettella, questo è un altro capitolo che viene analizzato. Quali sono gli obiettivi anche qua da raggiungere? Favorire naturalmente dei percorsi, promuovere degli accordi territoriali, però che cos'altro? Cosa chiedete? Sì, diciamo che il contrasto alle molestie e alla violenza è uno di quei temi emergenziali, no? Proprio ho visto in questi giorni rispetto all'8 marzo sottolineare più che la giornata di riflessione, come dicevo io all'inizio, il tema dei femminicidi e della violenza, quando è un tema che normalmente si discute, si dibatte intorno al 25 di novembre. Però parlarne anche in questo periodo significa che davvero sta diventando un tema che tocca, no? che quindi richiede un'attenzione e una riflessione costante. Non è che i femminicidi siano in aumento, ma sono sempre più, io dico, efferati, e in più sempre più si accende il riflettore su questi episodi, e quindi aumenta la percezione e quindi anche la voglia e le decisioni di contrastarlo. E quindi bisogna assolutamente, e questo lo chiediamo noi in questa nostra piattaforma, che ci sia davvero un impegno, per esempio, soprattutto con percorsi di formazione nella scuola, rispetto della differenza, dell'affettività, lavorare sull'affettività. Perché poi è da quando si è bambini, no? Sì. che si ricevono le impronte per quello che sarai quando sarai adulto. Quindi tutto il lavoro di prevenzione va fatto il prima possibile, e quindi anche noi siamo disponibili e lo facciamo, e in molte scuole anche entriamo proprio per portare la nostra visione, per anche raccontare per esempio le nostre battaglie, come dicevo prima, negli anni 70, e far capire l'importanza di preservare certi diritti e di difenderli. Lo facciamo poi anche attraverso la contrattazione territoriale con i comuni, con le ULS, perché davvero è importante che non si spenga mai l'attenzione su questo fenomeno della violenza, perché le violenze, a parte il femminicidio che è la parte più eclatante, avvengono fra le mura domestiche e in maniera assolutamente nascosta. Molto spesso le donne non denunciano, fanno fatica a denunciare, perché pensano di essere addirittura colpevoli. Pensano che se il partner le maltratta, se il partner le attacca verbalmente, abbia ragione, perché vuol dire che non ho fatto bene quello che dovevo fare, non mi sono comportata adeguatamente. E quindi anche qua tanto lavoro ancora da fare, no? con le donne, e secondo me è da sottolineare, come diceva anche Margherita, fare un lavoro con le donne migrate che provengono da culture diverse, da culture ancora fortemente patriarcali rispetto alla nostra, anche se appunto lo diciamo, qua c'è ancora del patriarcato da abbattere, però insomma in altri paesi, appunto l'Iran e l'Afghanistan e tutti questi paesi da dove arrivano le donne e gli uomini immigrati, la donna è una figura assolutamente di secondo ordine, e su cui si può fare di tutto e di più. E quindi davvero diventa fondamentale parlarne, far sì che crescano sportelli di aiuto, i centri antiviolenza e i consultori familiari che davvero possano svolgere il compito per cui sono sorti. Certo.
e mettano in pratica le linee guida. È da anni che suggerisco al mio medico di diversificare le terapie fra uomini e donne, ma lui dice che poco influisce il genere, che dire. Non no, è ma così. vabbè, sperare sulla Croce Rossa, perché c'è un problema abbastanza grosso di medicina sì. generale, assolutamente. Sì, sì. Di svecchiamento. Sì, per ritornare sul tema medicina di genere, allora, se le sperimentazioni dei farmaci e delle malattie vengono fatte su cavie, no? Sugli animaletti e che sono maschi, davvero questo significa che non avrai una risposta in termini davvero di appropriatezza della cura rispetto al genere. E quindi insomma anche qua molta strada ancora da fare. Poi un altro aspetto importante è la qualità e quantità della partecipazione in CGIL, su questo puntate molto, Margherita Grigolato. Certamente, perché anche CGIL, essendo un'organizzazione composta da uomini e donne, qualche difetto ce l'ha, e cioè la presenza di genere negli organismi decisionali, oppure anche il riconoscimento, nel riconoscimento del lavoro svolto. Anche noi che ovviamente cerchiamo di lavorare di aiutare i dipendenti, gli iscritti, subiamo in qualche maniera orari che non sono compatibili con la presenza delle donne, soprattutto se queste donne hanno anche dei figli da curare. C'è un'organizzazione anche della gestione di queste delle assemblee, eccetera, che non è compatibile. Noi dobbiamo ragionare ovviamente sul fatto che dobbiamo intercettare i lavoratori. Mi viene da pensare alle guardie giurate che iniziano a lavorare alle 9 di sera e terminano alle 6 del mattino, quindi o tu le becchi all'inizio o tu le becchi a fine del turno. Stessa cosa per alcuni soggetti della ristorazione, insomma ci sono alcune categorie che fanno i turni e compagnia, e quindi il sindacalista, la sindacalista stanno attenti a queste cose, ma non capita tutti i giorni. Quindi, però alcune riunioni, alcune fasi decisionali non sono propriamente a favore delle donne, e quindi un'attenzione a rimodulare questo, ma poi anche sulla questione del linguaggio, perché anche in casa nostra il linguaggio non è neutro, è spesso e volentieri sessista, ma devo dire che ultimamente ci sono una serie di percorsi che sono iniziati e sono a buon punto tra compagni, tra colleghe e colleghi, e vediamo un minimo, cioè un po' di miglioramento, c'è un'attenzione a riguardo. Poi è vero che per esempio nei momenti decisionali, nell'ambito diciamo delle segreterie piuttosto che è complicata la questione della presenza di donne che sono al contempo lavoratrici e nello stesso tempo sindacaliste, cioè sono, non sono in distacco e quindi non lavorano esclusivamente per il sindacato, ma hanno questa duplice presenza, e per loro è ancora più complicata la cosa. Assolutamente. C'è l'ultimo aspetto, non so se abbiamo tempo di affrontarlo, però è altrettanto importante: lavoratrici autonome, libere professioniste, parasubordinate, collaboratrici. Anche qui c'è una piattaforma, si apre un mondo effettivamente, perché poi sono tantissime coloro che si trovano in questa situazione, magari anche aspirerebbero a un rapporto di lavoro diverso, però magari sono giocoforza incardinate in questo, soprattutto se sono anche molto più giovani, quindi è trasversale uomini-donne. È trasversale, e c'è il discorso proprio dei diritti che lì non ci sono, perché quando lavori guadagni, quando non lavori, per esempio quando sei in maternità, anche se la legge un po' ha concesso loro i 5 mesi di aspettativa, per il resto sei in balia di te stessa. Assolutamente, e anche qui ci sono tante proposte, però c'è ancora tanto da fare. Allora, richiudendo, chiudiamo un po' il discorso, siamo arrivati al termine. Io ringrazio naturalmente tanto Rosanna Bettera quanto Margherita Grigolato per averci introdotto in questa piattaforma, che è molto stimolante, molto interessante, e la trovate nel sito della CGIL, e visitatela, guardatela, analizzatela, perché può essere di spunto anche per chi lavora in realtà aziendali, o comunque anche, perché no, di considerazioni che può fare anche chi è uscito dal mondo del lavoro, perché ci sono tante ancora battaglie che devono essere fatte. Grazie a voi di essere stati qui con noi, grazie a voi cari telespettatori come sempre di averci seguito e partecipato. La puntata poi la potete rivedere in replica nel nostro sito. Buon proseguimento.